Interessante convegno stamani presso la sede del CUA di Agrigento su migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica e giuridica. Al nostro telegiornale una testimonianza della signora Di Stefano di Porto Empedocle, vittima di manifestazioni di stalking nei suoi confronti. Le avevano falsificato diverse volte il profilo Facebook con la richiesta di denaro. Ulteriore rissa ieri in via Atenea, arrestati dai carabinieri 4 giovani extracomunitari. Appello della Confagricoltura siciliana per lo stato in crisi dell'isola nel mondo agricolo, appello ai prefetti dell'isola, hanno chiesto un incontro. Ricorre oggi la giornata internazionale dell'avvocato in pericolo, l'edizione di quest'anno è dedicata ai colleghi iraniani e a quelli che vivono in zone di guerra. Un video dell'Ordine degli Avvocati per sensibilizzare i colleghi. Open Day all'Istituto Rita Levi Montalcini e nei plessi accorpati, intervista al dirigente scolastico Luigi Costanza. Il patron dell'Acaras, Giuseppe Deni, mette in vendita le sue quote azionarie e Licata porta a casa una brillante vittoria in trasferta contro il Locri per 3-0. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie. Al via stamani un interessante convegno nazionale dal tema Migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica, giuridica, culturale, procedure di accoglienza e intervento sanitario. Il corso di formazione è stato organizzato dall'Associazione Formazione, Orientamento, Ricerca e Innovazione Professionale e che ha registrato il patrocinio del Ministero della Protezione Civile e della Polizia di Stato e di diversi assessorati della Regione Siciliana. Al via stamani un interessante convegno nazionale, Migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica, giuridica, culturale, procedure di accoglienza e interventi sanitari. Il corso di formazione è stato organizzato dall'Associazione Formazione, Orientamento, Ricerca e Innovazione Professionale che ha registrato il patrocinio del Ministero della Protezione Civile, della Polizia di Stato e di vari assessorati della Regione Siciliana, con la partecipazione di qualificati relatori che hanno discusso su un tema di grande attualità come quello dell'accoglienza. Sì, noi abbiamo accolto con immenso piacere la proposta dei colleghi di Forape, abbiamo patrocinato l'iniziativa provando a riconoscere i crediti formativi sia per il mondo dei giornalisti, per gli assistenti sociali e il provider ECM. Forape è un ente che in questo senso è abbastanza sensibile. Oggi abbiamo parlato di migranti, di accoglienza e soprattutto di procedure di interventi sanitari. Abbiamo veramente con immenso piacere e soddisfazione avuto la presenza della questura di Caltanissetta, di Agrigento, la Polizia di Stato e abbiamo colto veramente con grande significato una profonda sensibilità umana e istituzionale di soggetti istituzionali che quotidianamente sono presenti sul territorio e che grazie al loro intervento riescono a garantire la legalità e soprattutto le procedure e garantire la legge. Dottor Rigifari, rientra ad Agrigento per partecipare a questo interessante convegno alla luce anche della sua esperienza avuta qui presso la Questura e chiaramente l'esperienza di Lampedusa. Beh sì, quella è stata un'esperienza un po' paradigma per tutti, non solo per me, quindi venirne a riflettere con colleghi e professionisti del settore è un momento che è importante per noi, ma è importante anche per l'intera massa di persone, soggetti che si occupano di queste cose, noi, Croce Rossa, le prefetture, i comuni, l'assistenza sociale. Il tema che hanno scelto è pertinente, che il paradigma deve essere quello della pragmaticità e della intelligenza nell'affrontare il fenomeno, non viziato da preconcettume ideologico pro o contro, non polarizzandosi sul è giusto e sbagliato di qua e di là, ma dovendo gestire pragmaticamente una situazione che c'è per quello che attiene chi deve gestirla, non chi deve intervenire a monte o dopo a valle a monte degli arrivi o a valle delle permanenze, ma per chi deve gestire questo momento
è importante affrontarlo con pragmaticità e professionalità. Quale deve essere il linguaggio idoneo per affrontare, parlare del fenomeno immigrazione? Quello tecnico, senza preconcetti, ripeto, né ideologici né il necessariamente politicamente corretto, ovviamente senza usare linguaggi gergali o offensivi delle persone o delle categorie. Il vostro contributo oggi a questo interessante convegno dedicato all'immigrazione? Oggi si parlerà di barriere, di frontiere, si parlerà di integrazione, si parlerà di accoglienza. Il ruolo del servizio sociale in questi ambiti non dico che è fondamentale, ma è parte integrante di quello che è la rete dei servizi. Come servizio sociale noi lavoriamo molto per abbattere certe frontiere che non sono soltanto quelle dei confini, ma sono quelle del pregiudizio, dell'indifferenza, dell'esclusione, e per lavorare in maniera integrata con le altre forze sane del Paese per favorire quello che significa accogliere veramente le persone in un'ottica quella olistica, in un'ottica quella di poter dare delle risposte e soprattutto delle prospettive, un futuro alle persone che, dovendo lasciare delle situazioni gravi, emergenziali nei loro paesi, non devono cadere in una situazione ancora peggiore di quella che Si hanno fa lasciato. abbastanza, Presidente? Secondo me no. Non perché non ci sono le risorse, molto spesso queste risorse vengono spese in maniera esclusive ma non inclusive, non in una visione sistemica, organica di quello che deve essere fatto un percorso a livello sociosanitario, distrettuale, con tutte le forze in campo che lavorano per l'inclusione delle persone. Una tematica che coinvolge non solo il sistema paese ormai da diverso tempo, ma anche le istituzioni sanitarie per l'emergenza che si pone soprattutto durante lo sbarco, e le istituzioni politiche, perché comunque è una di quelle emergenze che non hanno mai finito e che continuano invece a rivestire nel sistema paese in maniera determinante ampi settori di tutta la vita pubblica del paese. Bene, gli ultimi anni in modo particolare non abbiamo assistito a un decremento rispetto agli sbarchi, anzi proprio il 2021 e 22 e 23 si registrano picchi non solo di migranti che sbarcano nelle nostre coste, quindi via mare, ma anche di migranti che dai Balcani arrivano nella parte nord del nostro paese, e mi riferisco che a ogni crisi di un paese come l'Ucraina ultimamente abbiamo avuto l'ondata, a ogni crisi dell'Afghanistan, della Libia abbiamo avuto altre ondate. Siamo arrivati a raggiungere picchi di 180.000 migranti che sbarcano nel nostro paese, con una situazione drammatica rispetto alle istituzioni che devono accoglierle. Allora oggi ad Agrigento parliamo con i questori, le prefetture e con le aziende sanitarie, nonché con la politica, di quali sono le azioni da mettere in campo per una programmazione con l'Europa, e di questo si tratta, rispetto all'accoglienza e rispetto a trovare delle soluzioni in partenza e non a valle. Cioè occorre non solo finanziare la Tunisia con un accordo stipulato nel 2023 che la Guardia Costiera tunisina riporta indietro gli abitanti subsahariani, e poi in uno Stato qual è quello che è diventato la Tunisia, che non è più uno Stato riconosciuto democratico, subiscono situazioni intolleranti da un punto di vista democratico. Quindi occorre mettere in campo azioni diverse di prevenzione a monte, ma soprattutto di un'organizzazione di accoglienza a valle. Un'iniziativa importantissima organizzata da FOREIP, patrocinata da tutte le istituzioni, un problema emergente, un banco di prova per il sistema sanitario nazionale. Vediamo che negli ultimi anni i numeri si stanno raddoppiando anno per anno, dal 2021 i numeri raddoppiano, gli sbarchi sono arrivati a oltre 150.000 nel 2023, per cui per il sistema sanitario nazionale questo rappresenta sicuramente un banco di prova per problematiche emergenti.
agenti. In qualche modo appunto il sistema sanitario nazionale deve adattarsi per affrontare tutte le criticità dall'arrivo quindi alla banchina e dalla banchina appunto ai centri di prima e seconda accoglienza. Sentiamo ora una testimonianza della signora Silvana Stefano, vittima di stalking sessuale e tentativo di estorsione e illegale, che l'ha assistita l'avvocato Giuseppe Aiello. Siamo con la signora Silvana Di Stefano di Porto Empedocle, che ci vorrà oggi raccontare una storia sulla sua pelle, una brutta storia, al fine anche di fare un appello a tante donne di parlare. Ecco, quello che è successo a lei evidentemente può succedere anche a tante altre sue colleghe, ma ci spieghi sinteticamente che tipo di violenza lei ha subito? Ero fidanzata con un uomo, se uomo si può chiamare, che a lungo andare praticamente si è manifestato per quello che è. Un uomo vile, un vigliacco, diabolico, ha preso il mio profilo da Facebook, quello vero, e l'ha modificato in una maniera tale da far credere che io fossi una prostituta, una poco di buono, una puttana, una troia, per come dice lui. Mi dispiace dire queste parole perché non è mio costume, comunque. Un uomo che ha pensato solo di danneggiare me, la mia famiglia e principalmente mio figlio, perché io ho un figlio disabile di 27 anni. E ha messo nome, cognome, indirizzo, la via dove abito, ha detto pure qual era la mia macchina, venitemi a trovare, io sto in questa via. Infatti alcuni uomini depravati come lui si sono azzardati a venire a casa mia e grazie a Dio e grazie alle istituzioni, perché mi sono rivolta subito alle istituzioni che mi hanno aiutato tantissimo e sono venuti immediatamente e hanno cercato di chiarire loro la situazione qual era. Io faccio un appello a tutte le donne che pensano di avere uomini, tra virgolette, normali. State attenti, perché l'uomo quando è troppo attaccato o troppo geloso, questo non è amore, questo è solo possederti ed è violenza sulle donne, come l'ho avuta io e mio figlio che mi ha toccato il cuore. E non posso sopportare che questa persona possa restare libero di fare quello che vuole oppure prendere altri profili, perché ne ha creati 5, e dico 5, tra cui anche un profilo maschile di un uomo di Porto Empedocle, e questo lo posso dire, Giovanni Salemi, che non esiste, ed è lui dietro questo profilo. Mi ha fatto tanto male e non sono qua per giustificarmi, sono qua per avere una soddisfazione personale, perché questi tipi di uomini che hanno problemi anche sessuali, perché un uomo che ti ruba un profilo e per 45 giorni fa le veci tue, incarica o chiede amicizie a uomini, dicendo pure loro di manifestarsi e di farsi vedere le parti intime. Non so se mi spiego, non so se viene considerato un uomo oppure una bestia. E lui per me è solo una bestia. Non lo chiamo animale perché è troppo lusso essere chiamato animale. Al più presto spero che la magistratura possa andare avanti e veramente fargliela pagare per tutto quello che ha fatto a me e a mio figlio. Mi ha toccato l'anima, solo così potevo arrivare a questo punto e non mi fermo finché lui non avrà la giusta punizione. Avvocato Aiello, lei ha assistito la signora, ecco qualcosa in merito? Sì, la signora io intanto la conosco da 20 anni, da 30 anni, avevo visto questo profilo, la contattai dicendo ma che stai combinando? Nel momento in cui la contattai lei mi disse guarda sto passando le pene dell'inferno e quindi mi venne a trovare allo studio e affrontammo questa situazione, abbiamo affrontato questa situazione con i carabinieri a cui va il plauso perché sono stati determinanti in questa fase, in questo inizio di indagine, che si sono dedicate alla signora anima e corpo. E un ringraziamento va anche al pubblico ministero che anche lei ha capito il momento che la signora Di Stefano stava attraversando.
Eravamo tra l'altro a ridosso della vicenda di Naro, per cui la signora era anche terrorizzata perché gli arrivavano minacce di morte, oltre agli insulti, oltre alle offese, oltre a quello che ha dovuto subire dagli uomini che avevano recepito questo messaggio da Facebook e si presentavano sotto casa della signora per avere prestazioni sessuali. Per fortuna il pubblico ministero ha compreso il momento e ha preso i provvedimenti che la legge gli consentiva di adottare. Adesso ci sarà un processo e vedremo le responsabilità di questo signore. Le accuse sono di minaccia, sono di violenza, sono anche di estorsione, perché ha chiesto dei soldi in cambio del fatto di offuscare il profilo. Ci sarà un processo e come garantisti aspetteremo l'esito del processo. L'unica cosa che volevo dire è a tutte le persone che utilizzano i social: state attento quando scrivete, state attento, perché ogni parola diventa una pietra e provoca poi delle conseguenze che sono di carattere giudiziario ma poi anche di carattere familiare, per cui pensateci 50 volte prima di scrivere stupidate sui social. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato per il reato di rissa e lesioni personali 4 giovani extracomunitari domiciliati ad Agrigento di età compresa tra i 36 e i 23 anni. L'evento è accaduto nella tarda serata di ieri in piazzale Aldo Moro di Agrigento. I 4 individui, a causa di futili motivi, hanno dato luogo a una violenta rissa nella quale si sono provocati lesioni personali. Inoltre uno dei 4 ha riportato ferite da arma da taglio causate dall'uso di un coltello. Grazie all'immediato intervento dei carabinieri, che hanno faticato non poco a tranquillizzare gli animi, sono state evitate ulteriori gravi conseguenze. Al termine delle formalità di rito, tutti e 4 sono stati tratti in arresto con l'accusa di rissa aggravata e lesioni personali. Attualmente 2 degli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, mentre gli altri 2 sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri del villaggio Mosè a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stato di crisi e del mondo agricolo. Confagricoltura Sicilia chiede un incontro urgente ai prefetti di tutta la regione, trovare soluzione insieme alle istituzioni e in tempi celeri. Il servizio. Stato di crisi e del mondo agricolo. La Confagricoltura Sicilia chiede un incontro urgente ai prefetti della regione, trovare soluzioni insieme alle istituzioni in tempo celere. Una pesante crisi sta conducendo al collasso l'agricoltura siciliana, con l'aumento dei costi di produzione e la diminuzione dei prezzi all'origine, che hanno ridotto fino ad azzerarla quasi del tutto la liquidità delle imprese che operano nel settore primario dell'agricoltura. Inoltre ci siamo appena lasciati alle spalle un anno reso difficile da calamità naturali, calura, piogge nei mesi estivi che hanno compromesso il raccolto dei foraggi, lo sviluppo di diverse fitopatie che hanno compromesso in alcuni casi l'intera produzione, come nel caso della peronospera nel comparto vitivinicolo, che ha messo in ginocchio intere province, mancate piogge che hanno compromesso la produzione delle arance nella piana di Catania e non solo, nonché fenomeni di calura, siccità in tutti i comparti agricoli. Sul versante della burocrazia, troppe lentezze e ritardi che contribuiscono ad aggravare la situazione, come quelle per i pagamenti definitivi delle varie spettanze che vanno sbloccate, il bando sul carburante agricolo, sul latte e sul caro energia, tutte sovvenzioni che garantirebbero liquidità alle aziende agricole. Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, occorre un lavoro straordinario da parte dei consorzi di bonifica per riempire gli invasi e garantire una gestione razionale e funzionale in un'annata siccitosa come questa. In questi anni difficili si sono affrontati i temi con strumenti ordinari, le diverse e molteplici problematiche che necessitano di interventi invece straordinari. L'agricoltura rappresenta in Sicilia uno dei settori economici più importanti, con una percentuale di superficie agricola utilizzata rispetto alla superficie territoriale tra le più alte tra le regioni d'Italia, il 56%, con un valore della produzione lorda vendibile, valore aggiunto e valore dell'esportazione più alto di altre regioni meridionali, a significare di quanto essa rappresenti ancora oggi una grande scommessa sulla strada del riscatto economico ma anche sociale dell'isola.
moratoria dei mutui bancari, delle cambiali agrarie, ristrutturazione delle passività con l'intervento delle garanzie SMEA per migliorare il rating e creare una reputazione finanziaria, rapida e concreta applicazione del decreto legislativo 128/21, pratiche sleali in modo da favorire un'equa distribuzione del valore all'interno delle filiere agricole e accelerare il contrasto a pratiche chiaramente sleali come l'imposizione dei prezzi di vendita inferiori ai costi di produzione. Attenzione agli strumenti necessari a garantire il divieto di vendita sotto costo, coinvolgendo l'autorità garante per la concorrenza e il mercato sulla vigilanza dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli, attivazione di un tavolo di riforma e rimodulazione dell'applicazione della PAC. Questi punti programmatici, come spiega il presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, rappresentano le priorità inderogabili per venire incontro alle difficoltà quotidiane del mondo che rappresentiamo. Incontreremo i prefetti siciliani consegnando un documento sulla grave situazione del comparto agricolo ed esponendo le principali criticità. Siamo certi, conclude l'avvocato Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia, che l'autorevole intervento dei rappresentanti dello Stato sul territorio potrà essere risolutivo nel garantire equità sociale e tutela del più importante settore economico della nostra amata Sicilia. Ricorre oggi, 24 gennaio, la giornata internazionale dell'avvocato in pericolo. L'edizione del 2024 è dedicata ai colleghi iraniani e agli avvocati che vivono nelle zone di guerra. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per sensibilizzare i colleghi e l'opinione pubblica sulle gravissime violazioni dei diritti umani nei confronti di avvocati in Iran, come in diversi altri paesi, ha voluto realizzare un video con la finalità di esprimere solidarietà ai colleghi avvocati in pericolo e chiedere che siano loro garantiti diritti, libertà e giustizia. – 24 gennaio 2024, Giornata internazionale dell'avvocato in pericolo. Sono la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Sono un'avvocata e sono libera di esserlo in un paese democratico. In questa giornata particolare rivolgo il mio pensiero ai colleghi e alle colleghe che in diversi paesi del mondo si battono non solo per i diritti umani mettendo a rischio la loro vita, ma anche per sfuggire da regimi autoritari che impediscono l'esercizio della professione in maniera indipendente. Siamo stati arrestati il 13 ottobre 2023 con l'accusa di far parte di un gruppo estremista. Si colpiscono gli avvocati, a cui vengono estesi gli stessi reati di cui sono accusati i clienti. Negato diritto a un'assistenza legale qualificata. Curioso caso il nostro. Udienza celebrata a porte chiuse. Siamo stati arrestati e trasferiti in una struttura di detenzione speciale. Il lavoro dell'avvocatura ucraina ha subito un vero e proprio stravolgimento dopo l'aggressione militare. Tribunali bombardati e distrutti, un massiccio e continuo lavoro da remoto, ma siamo in prima linea per ricercare le prove dei crimini di guerra e contro l'umanità. Tutti devono conoscere la verità, la reale causa per cui è morta mia figlia. Marianne Arvin non si è suicidata iniettandosi della droga. Marianne è stata arrestata perché difendeva i diritti degli ultimi. Io ho denunciato le autorità carcerarie per aver ucciso mia figlia e sono stata pure condannata, ma non mi fermeranno. Sono stata condannata alla reclusione. Io ed altri 130 colleghi siamo stati costretti a firmare le lettere di impegno e a non sostenere le proteste ed i manifestanti. Pena, l'ergastolo o la condanna a morte. Sono stato minacciato.
interrogato e arrestato con l'accusa di propaganda contro il regime e adesso rischia il carcere, solo perché è avvocato della famiglia di Mahsa Amini e avere ritirato il premio Sakharov per la libertà di pensiero conferito alla giovane da parte del Parlamento europeo. È bastata una segnalazione anonima per farci arrestare, solo perché membri dell'Associazione degli Avvocati Progressisti. Ora sono sotto sorveglianza giudiziaria e mi è stato vietato di lasciare la Turchia. In Afghanistan i talebani hanno perseguitato gli avvocati e le donne non possono più esercitare la professione forense. In Iran l'attività degli avvocati indipendenti viene considerata abuso di esercizio della professione. In Russia gli avvocati vengono arrestati anche per il post no alla guerra. In Bielorussia gli avvocati vengono arrestati se si esprimono a favore dell'Ucraina. Tra tutti gli avvocati e avvocate in pericolo non posso non ricordare il sacrificio umano di Ebrutim Tik, Irina Nozdrowska, Hanan Al-Barassi, Cecilia Monzon e l'emblema della lotta per la difesa dei diritti umani Nasrin Sotoudeh. A nome mio e di tutta la classe forense agrigentina esprimo la solidarietà agli avvocati e avvocate in pericolo e chiedo justice for lawyers. Open Day ieri presso l'Istituto Rita Levi Montalcini e nei pressi collegati abbiamo intervistato il dirigente scolastico Luigi Costanzo. Istituto Rita Levi Montalcini, oggi giornata di Open Day nei vari plessi, un momento di incontro anche con le famiglie per illustrare le opportunità formative dell'istituto. Preside. Sì, dal giorno 18 sono iniziate le iscrizioni per i ragazzi che devono frequentare corsi di studio sia della scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria e primo grado. Oggi abbiamo voluto così condividere assieme alle famiglie questa giornata dell'Open Day in tutti i vari plessi dell'istituto e, ripeto, più che altro è un momento di festa, di gioia, ma è un momento per coinvolgere i ragazzi in attività laboratoriali che hanno dato e danno lustro alla scuola e soprattutto dimostrano la competenza della classe docente di questo istituto nel trasmettere valori sani e forti ai nostri allievi. Una giornata intensa che ha visto la partecipazione massiccia di tanti ragazzi ma anche di tante famiglie che hanno voluto conoscere da vicino i vari plessi. Sì, devo dire siamo straordinariamente soddisfatti della presenza dei genitori, delle famiglie in tutti i vari plessi. Atteso che, ripeto, la nostra offerta formativa è un'offerta molto ampia e variegata e di questo siamo onorati della preferenza che i genitori danno al nostro istituto, che ripeto è l'istituto più grande della provincia di Agrigento, con tutta una serie di plessi dislocati in San Leone, Villaggio Peruzzo, Villaggio Mosè, Via dei Fiumi, però dico grazie alla sinergia, al lavoro costante fatto da tutti gli operatori della scuola, docenti, assistenti amministrativi, DSGA, collaboratori scolastici, riusciamo a portare avanti un progetto unitario molto significativo. Sono tante le attività extracurricolari che voi fate nei vari plessi, no? Sì, a parte abbiamo un corso come il plesso Margherita anche dove c'è il corso indirizzo musicale proprio in questo plesso, abbiamo tutta una serie di attività che vanno dalle lingue all'informatica e soprattutto non tralasciamo assolutamente i ragazzi più bisognosi, per cui tutte le nostre attività sono diciamo, indirizzate ai ragazzi che hanno qualche difficoltà e quindi con tutte le nostre forze cerchiamo di colmare queste difficoltà che i ragazzi hanno. Offrite anche un'assistenza tecnica per l'iscrizione? Sì, sicuramente diamo voce a chi magari ha qualche difficoltà e ripeto, per quanto riguarda le iscrizioni già sono state aperte al 18 di questo mese, si concluderanno il 10 febbraio, però noi proprio per questo motivo tutti i martedì l'ufficio di segreteria è aperto per quando i genitori avessero delle difficoltà o dei problemi da un punto di vista informatico, abbiamo la segreteria aperta che può venire incontro a queste istanze.
nella regia per gli spot pubblicitari. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento organizza un importante evento su un argomento di grande interesse per il territorio, coinvolgendo anche gli enti territoriali della provincia. Il tema è quello obbligo del BIM per gli appalti pubblici, come devono prepararsi gli enti pubblici e professionisti. L'incontro si terrà venerdì prossimo 26 gennaio alle ore 15 presso la sala dei convegni dell'Ordine degli Ingegneri ad Agrigento. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento organizza un importante evento su un argomento di grande interesse per il territorio, coinvolgendo gli enti territoriali della provincia. Venerdì 26 gennaio alle 15:30 presso la sala di convegni dell'Ordine degli Ingegneri in via Gaglio 1 si svolgerà la presenza di un importante seminario in cui prenderanno parte non solo i professionisti interessati alla materia, ma anche referenti dei comuni della provincia, con i responsabili dei vari uffici tecnici. Il seminario, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri, presidente Achille Furioso, in collaborazione con esperti della materia a caratura nazionale, mira a fornire ai liberi professionisti e ai dipendenti pubblici delle stazioni appaltanti degli enti territoriali un quadro conoscitivo approfondito, esaustivo, sulle problematiche tecniche e normative che tutti gli attori interessati nel processo dovranno possedere per un corretto approccio a BIM, nella gestione delle opere pubbliche dal loro concepimento alla loro manutenzione. Nel corso dell'evento saranno discussi gli standard internazionali e nazionali che riguardano il BIM, un acronimo di Building Information Modeling, con particolare attenzione alla sua applicazione alle varie fasi del processo edilizio, dalla progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva all'appalto, all'esecuzione dei lavori fino alla gestione e manutenzione delle opere. L'argomento è estremamente attuale visto che la normativa italiana con il nuovo codice di appalti e il decreto BIM prevede l'obbligo delle nuove metodologie senza l'adozione delle quali le pubbliche amministrazioni rischiano di perdere ingenti finanziamenti. L'emendamento del relatore al decreto energia approvato questa notte dalle commissioni ambiente e industria della Camera alla Regione prevede la nomina del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani a commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata e per la realizzazione e localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione dei rifiuti. Gli uffici di Palazzo d'Orleans precisano che, a differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, le competenze in materia di gestione di rifiuti della Regione e degli enti territoriali non cambiano. La nuova disposizione legislativa, pronta per essere votata dall'Aula, interviene infatti per accelerare, sempre nel rispetto delle norme, le procedure di costruzione dei termovalorizzatori che risolveranno una situazione di emergenza, evitando il costoso trasferimento dei rifiuti all'estero, un iter già sperimentato dal precedente governo nazionale con Roma Capitale. L'incarico del commissario avrà una durata di 2 anni prorogabile. Arrestato il deputato del Partito Democratico Dario Safina per corruzione e turbativa d'asta, indagati il dirigente di Trapani Servizi. La corrispondenza da Trapani. È stato arrestato Dario Safina, parlamentare regionale trapanese del PD ed ex assessore della giunta Tranchida a Trapani. L'accusa è turbativa d'asta, corruzione e rivelazione di notizie d'ufficio. Dario Safina è stato eletto nelle fila del PD con 5.400 voti di preferenza circa alle ultime elezioni regionali. L'arresto da parte dei carabinieri è avvenuto questa mattina all'alba e lo stesso deputato regionale, con una nota, a confermare l'arresto. Stamattina all'alba mi è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. I fatti contestati dalla magistratura riguardano il periodo in cui ricoprivo il ruolo di assessore ai lavori pubblici al comune di Trapani. 2 le accuse che gli inquirenti muovono nei miei confronti, scrive Safina: corruzione e turbativa d'asta. Sono sereno e ho la coscienza tranquilla, sono fiducioso nell'operato della magistratura e sono certo che riuscirò a chiarire la vicenda nel più breve tempo possibile. Ma andiamo ai dettagli. Avrebbero turbato le 2 procedure concorsuali ad evidenza pubblica del 2020 e del 2021 per la selezione e designazione del direttore generale della Trapani Servizi SPA
ai domiciliari per l'appunto il deputato regionale Safina, misure cautelari anche per il direttore generale amministrativo della società Trapani Servizi SPA, esercente l'attività di raccolta e trattamento dei rifiuti nel capoluogo, e per l'energy manager per la Sicilia, di una società operante nel settore della illuminazione pubblica, destinatario del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 1 anno. Al centro dell'indagine, condotta dai carabinieri sotto la direzione della Procura di Trapani, figurerebbe l'attività di dirigenti e collaboratori della società Trapani Servizi che, accordatisi preventivamente fra loro, avrebbero turbato, come poc'anzi detto, le 2 procedure concorsuali ad evidenza pubblica del 2020 e del 2021 per la selezione e designazione del direttore generale della citata società, inserendovi requisiti strettamente correlati ai titoli e alle esperienze professionali dell'amministratore unico uscente, condizionandone così l'esito in suo favore, e avrebbero adottato atti contrari ai doveri d'ufficio nelle nomine di collaboratore esterno e di direttore tecnico della medesima società. Si inserisce in questo contesto il deputato regionale Safina che, accordatosi anche lui con un imprenditore 45enne di Messina, il manager ed energy manager per la Sicilia di una importantissima società operante nel settore della pubblica illuminazione, avrebbe turbato la procedura ad evidenza pubblica di project financing per la manutenzione della illuminazione pubblica, informandolo preventivamente sulle tempistiche di pubblicazione, sui contenuti e anche sull'importo di base del bando, consentendo quindi alla citata società di ottenere l'aggiudicazione della procedura con la presentazione di un'offerta congrua rispetto a quelle degli altri concorrenti. Promesso l'affidamento alla citata società, al di fuori di ogni procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei lavori di rifacimento dell'illuminazione degli impianti sportivi denominati Campo Aula e Campo Coni. L'imprenditore in questione, di Messina, sarebbe Cristian Valerio, e proprio a Valerio è stato imposto il divieto di esercitare impresa per 1 anno. Il divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice è stato invece imposto ai direttori generali e amministrativi della Trapani Servizi, Carlo Maria Baldassare, Guarnotta e Giuseppe Ullo. Sarebbero stati loro ad essersi messi d'accordo per turbare i concorsi in pieno periodo Covid-19. Continueremo certamente ad approfondire questa vicenda con nuovi e più approfonditi elementi. Seconda revisione per lo stato di calamità dovuto agli incendi di quest'estate, il servizio dei colleghi di Messina. Dopo la bocciatura della prima richiesta per la dichiarazione di stato di calamità avanzata dalla Regione Siciliana per tutti i comuni colpiti dagli incendi di luglio, agosto e ottobre, la Protezione Civile Nazionale aveva assegnato alla Sicilia un termine di 2 settimane per reperire e mettere in ordine i documenti a sostegno di questa richiesta. Ciò che mancava erano le ordinanze con cui i sindaci dei territori attraversati dagli incendi certificavano gli immobili, i vari beni distrutti e i costi da sostenere. Il termine per mettersi in regola scadeva nella notte fra venerdì e sabato. Ai primi 10 sindaci, fra cui Palermo e Monreale, che si erano fatti avanti subito, se ne sono uniti almeno un'altra 50. Il bilancio finale, quindi, stilato mettendo insieme le richieste arrivate via PEC, indica che la metà dei comuni della Sicilia travolti dagli incendi di quest'estate si è fatta avanti per avere gli indennizi. Su 120 comuni, 60 hanno inviato la documentazione. Adesso dovrà essere la Protezione Civile regionale a mettere ordine in queste ordinanze e inviare a Roma una nuova relazione per quantificare i danni certi e dimostrabili. Vediamo ora un approfondimento sull'operazione condotta a Palermo, dove sono state arrestate 9 persone per spaccio di droga nel locale quartiere della Vucciria da parte dei carabinieri. Dai vicoli della Vucciria a Reggio Calabria, passando per Spagna e Roma, dove ci sarebbero stati referenti seri all'antica, insomma,
Sarebbero queste le rotte della droga, hashish, marijuana e cocaina sfruttate da Giovanbattista Marino e dal fratello Leonardo, raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere assieme ad altre 7 persone nell'ambito di una operazione messa a segno dai carabinieri di Palermo. Dalle intercettazioni e dagli spostamenti dei due sarebbe emersa anche la contrattazione di 2 grosse partite di cocaina, una da 36.000 euro, l'altra invece da 220, che sarebbero poi servite per rifornire le piazze del centro storico palermitano, le cui centrali sarebbero state in vicolo dei calzonai nell'abitazione di un altro degli arrestati, Salvatore San Martino, in cortile Sant'Andrea. Un business molto fiorente, portato avanti con orgoglio da personaggi ritenuti però vicini al clan di Porta Nuova. I 2 fratelli avrebbero avuto persino un aggancio nella capitale. Apprendiamo questi dettagli dai colleghi di Palermo Today. Giovanbattista Marino diceva infatti al fratello Leonardo: Leo, sai che è bello parlare, ritrovare questa gente così seria, all'antica. In ballo ci sarebbe stata per quell'occasione una partita di cocaina da 36.000 euro da pagare in 2 rate. Onestamente a Palermo dare confidenza a tutti questi cati di immonnizia. Le microspie hanno però registrato anche l'ansia del fornitore dopo che l'incontro con I Marino non avrebbe avuto più alcun segnale, un affare a cui avrebbe tenuto soprattutto Giovanbattista Marino, che è rimasto a Roma, cercava di avere notizie in tutti i modi del fratello per capire cosa fare. Mai visto a Leo, non mi risponde, diceva alla madre, mi ha lasciato qua, non lo so, così faccio cattive figure con le persone, riferendosi al fornitore romano. I carabinieri hanno inoltre documentato una serie di viaggi fatti da Leonardo Marino a Reggio Calabria, che sarebbe stata un'altra delle città dalle quali sarebbe arrivata la droga per rifornire direttamente le piazze della Bucceria. Passiamo ora alle notizie sportive con le ultime novità. Alla fine dello scorso mese di ottobre l'ex patron dell'Agragas, Giuseppe Deni, aveva ceduto il 15% delle azioni societarie al manager nisseno Massimo Ferraro e al suo gruppo di amici e collaboratori. Adesso lo stesso Deni ha comunicato che le quote residue di sua pertinenza della società Agragas con effetto immediato vengono messe in vendita. Eventuali gruppi o soggetti interessati in legge in una stringata nota stampa possono prendere contatti con lo studio Callari Carmelo. Sta per calare nuovamente il sipario sulle attuali sorti del gigante, tifosi in fermento e futuro che sta per diventare nebuloso se non si corre presto ai rimedi. Chi potrà aiutare il gigante a rilassarsi e completare la stagione? Sono questi gli interrogativi che serpeggiano nei vari ritrovi sportivi e sui social. Il Licata si risolleva con la brillante vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell'Ocri, portando a casa una vittoria per 3-0 il servizio di Wisport. Il Licata si risolleva proprio all'Ocri e getta nel triplice dubbio i padroni di casa, ma il non so spiegarmelo di Panarello è comprensibile visto che più di un gioco di parole si tratta di un gioco di numeri e alla luce dei movimenti di mercato, delle scelte, degli sforzi dirigenziali, l'atteggiamento della squadra non è andato giù né all'allenatore né allo staff, convinti che non ci siano alibi per un gruppo dalle gambe molli, per dirla proprio alla Panarello. In campo si è visto un Licata che ha ben interpretato la partita, all'insegna di affondi puliti e arrembanti, e nel primo quarto d'ora di gioco servirebbe più di una mano per contarne le azioni, come il duetto Rotulo-Minacori al nono, con tiro centrale smanacciato da Colella, o la staffetta finale di Minacori spossessato poi della sfera da Capitano Aquino, ed è l'11°. Bomber Minacori dunque c'è, ma né lui né Marsico avanzeranno nella classifica marcatori per questa domenica. Al 17° il Locri è in area avversaria, ma è evidente, anche durante il corso della gara, come mister Romano abbia provveduto a limitare l'autonomia di Bomber Marsico. Il Locri lavora a centrocampo, ma se qualche palla sfugge al controllo, il Licata si invola, come al 22°, pur non rifinendo l'azione fronte porta, o dalla distanza, come nel caso della conclusione di Giannone subito dopo.
Se dalla bandierina Rotulo apparecchia la palla per Orlando, sempre al 25esimo, Murgia fa poi slanciare Bebi Colella per una deviazione degna di nota. Fin qui c'è botta e risposta e quella dei padroni di casa arriva su punizione spizzata al 37esimo. Il Locri prova anche a soffocare la manovra sicula, mentre il Licata si accorcia e contrae, sapendo che quella non è l'unica via d'uscita. Al 45esimo infatti la trasformazione dalla bandierina è aria fresca per Calaiò che stacca e insacca. La ripresa è più Locri, almeno in avvio, con Colella a fermare la fuga di Miracori, coprendo bene lo specchio in uscita dai pali. I piedi del 2006 rimandano indietro il cannoniere del Licata, da lì a poco arriverà Saito, ma nulla di fatto, così da aprirsi la scena del Locri. Prima la Rosa impegna Valenti su punizione al 10°, poi Marin gioca di palombella sullo stesso portiere al 12° ed è già il 28° quando Costa, subentrato, approfitta di un cross dai fianchi dell'area per torcere il collo e deviare verso lo specchio. Al 30° però, da un nuovo angolo e qualche abbozzo di conclusione amaranto, nasce la ripartenza esterna con Rotulo ed il suo tiro che beffa Colella su una porzione di spazio aperto sul suo primo palo. A Locri resta la carta delle retrovie, per esempio c'è Marin che prova a scorrazzare d'iniziativa, infatti conclude da fuori area ma Valenti blocca e al 37° Saito punisce di collopiede e piazza lo 0-3 finale. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.